qualche errore tecnico, scusate, ho messo il lancio pubblicitario, quello d'uscita al posto di entrata, vabbè, ma non sono queste cose importanti, capita, giusto Stivali? Guardi. Allora, commentiamo insieme la telefonica mentre attendiamo un'altra testimonianza e soprattutto chiedo al nostro Denis di accelerare insieme a me i tempi, proprio anche per sentire Claudio Sinigallia, della Commissione Veneta Sanità. Allora, velocemente un commento sulla prima telefonata e poi soprattutto ci eravamo lasciati con una mia domanda: ma come funzionano i tecnicismi decisionali? Tipo il governatore o chi per lui insomma decide domani No. tu di qui, questo si smembra, non No, penso no, no, funzioni no, no. così. Infatti è proprio questa Mi sembra la che sta accadendo però contraddizione. questo. Guarda, questo è il problema che noi abbiamo anche sollevato oggi con questo comunicato stampa, e da qui partirà insomma una campagna nostra come CGIL per far sì che insomma si faccia chiarezza su questa, la possiamo chiamare vertenza. E noi pensiamo innanzitutto che non può decidere qualcuno, ovviamente, ci sono dei percorsi legislativi, dei percorsi decisionali aziendali che vengono condivisi sia a livello di Regione Veneto, quindi della struttura pubblica, e poi nelle varie aziende. Per quello che dico, che l'atto aziendale, che per noi era il punto di riferimento dell'organizzazione dell'azienda, dove abbiamo fatto degli incontri importanti come organizzazioni sindacali unitariamente, come CGIL e CISL e UIL, c'era stato detto altro. Oggi ci ritroviamo invece in questa condizione di contraddizione, per questo che abbiamo alzato l'attenzione, perché non ci tornano i conti, se Però posso dirla in modo è un po' lo un stile pochino... italico, tipo quando mi fa comodo ti dico una cosa, poi se non ho più quell'interesse, non ho quella comodità, scusami, mi ero sbagliato, non è così. Ma se ci sono delle leggi, se ci sono appunto dei pezzi di carta con scritto si fa così e così cos'ha, non è perché tu hai il potere, non è perché tu ricopri una carica che puoi cambiare. Abbiamo un'altra testimonianza Sì, al telefono. grazie. Buonasera, grazie per aver accettato insomma, di testimoniare la situazione dello IOV. Io tutelo anche la sua di privacy, quindi non le chiedo né nome né nulla. Voglio capire come sta vivendo lei questo rischio quindi di smembramento. Buonasera innanzitutto. Buonasera, buonasera. Niente, noi come dipendenti non lo stiamo vivendo molto bene, perché c'è sempre questa incognita, anche se alla fine si parla e non c'è neanche ancora niente Di certo. di certo. Ovviamente però potrebbe sempre succedere, e quindi siccome abbiamo lavorato, abbiamo impegnato molto e molte energie per costruire questo polo oncologico, abbiamo anche da parte del personale che c'è stato molto impegno insomma, per far sì che questa cosa vada avanti e creare un centro unico. Adesso in questa storia qui siamo un po' preoccupati effettivamente, perché sia per i pazienti e sia per i dipendenti stessi, insomma. Senta, io capisco che c'è ancora un po' di fumosità per quanto riguarda le direttive e in generale il futuro, ma credo che ogni dipendente di aziende a rischio, quindi vertenza e di problematiche tipo la vostra, magari un'idea personale se l'è fatta. Le chiedo schiettamente, se non la metto troppo in difficoltà, che idea si è fatto su questo rischio che state correndo? I perché? Vorrei far capire ai nostri telespettatori cosa ci potrebbe essere dietro come interessi o politici o economici, perché abbiamo ormai imparato che il dio denaro è ovunque. E questo è il punto, che la maggior parte di noi è convinta che dietro a questa cosa ci sia una manovra che non ha niente a che vedere con i pazienti, con la sanità, sia una manovra politica e che si cerchi in qualche maniera di portare avanti gli interessi di qualcuno. Questo è perché è già successo, non è che non sia... Ma che interessi potrebbero essere? Nel senso, non ci arrivo, mi perdoni? Questo non glielo so dire, però il sentore è... Quindi neanche voi avete alla fin fine sentore appunto certo di potrebbe essere quel motivo piuttosto che l'altro. Questo è un po' indicativo, lo chiedo proprio per far capire anche il vissuto di chi lavora all'interno, che non sa dove sbattere la testa, in poche parole, semplifico un po' le parole. Sì, il problema che noi rileviamo su questa situazione è proprio la contraddizione che diceva anche l'ascoltatore, il lavoratore,
cioè non si comprende tecnicamente e operativamente Il perché si perché? fa questa Non è scelta. comunque per Noi interessi della vogliamo gente. comprenderlo fino in fondo perché rappresentiamo le lavoratrici e i lavoratori, ma anche le cittadine e i cittadini che hanno bisogno di una risposta, come dicevi tu, immediata, Certo. urgente. E in più ricordiamo un'altra cosa, E che è devo congedare fondamentale, anche... velocissimamente. Esatto. Questo è un ente No, di volevo dire solo una ricerca. Cosa cosa. vuole Sì, un dire per secondo noi? solo. Che si va oltre alla risposta squisitamente alla malattia. Si sta tentando in questo ente di provare a dare risposte per il futuro dei Certo, cittadini. debellando poi la famosa malattia. Prego, a lei di nuovo la parola, scusi per l'interruzione. No, no, non si preoccupi. Niente, volevo dire che comunque il sentore ormai viviamo in un periodo che diciamo siamo un po' in malafede, però effettivamente quello che si pensa è che dietro a questa cosa ci sia qualcosa di più importante della semplice malattia, del semplice paziente e del semplice Certo. lavoratore. Senta, Insomma. le Che faccio ci la sia medesima qualcosa. domanda che ho fatto a chi l'ha preceduta telefonicamente. Se malauguratamente la dovessero spostare dalla sua sede attuale, cosa risponderebbe? Io credo proprio che non accetterei perché tra l'altro io sono uno dei infermieri più anziani, mi mancano pochi anni per andare in pensione e quindi essere spostato a Castelfranco sarebbe veramente una cosa che mi peserebbe proprio come un macigno, Certo, insomma. lo capisco. E quindi, e poi vi ripeto, tutti allo IOV ci sono per costruire questo, hanno dato il loro contributo, chi in una maniera, chi in un'altra, per fare questo polo unico. Adesso non riusciamo a capire e decentrare in questa maniera qui cosa possa servire, insomma. I Certo. dubbi sono molti La e le ringrazio. preoccupazioni sono molte. La ringrazio Grazie per a la lei. sua preziosa Grazie. testimonianza. Buona serata. Grazie. Differente, interessante, differente Certo. dalla reazione della signora precedente che ha detto io se vengo comunque spostata ma comunque premiata da un certo punto di vista economico, allora ci posso pensare sì, è fattibile. Invece alle condizioni attuali no. E invece qui categorico il lavoratore dice no, io sono quasi più o meno alla fine del percorso lavorativo, perché devo spostarmi, sarebbe disastroso. Poi bello mi è piaciuto il passaggio che diceva ma qui noi tutti insieme abbiamo reso importante e grande lo IOV, quindi vai a perdere alla fin fine quella che è la squadra del tipo, sai, quei tre che sono forti vanno di là, quegli altri che vanno di là, rimaniamo noi due, non è la stessa cosa per il cittadino. E tieni conto che su questo elemento c'è anche un ruolo fondamentale dell'Università di Padova. Lo Esatto, ricordavo sì, sì, prima, sì, la ma lo ricerca. ribadisco perché vuol dire anche impoverire l'Università di Padova con questa azione, cioè un ruolo gregario rispetto invece ad un'azione forte di rilancio del nostro Ateneo. Non lo diciamo perché la scuola di medicina Patavena è una delle scuole migliori in Italia. Questo ci lascia perplessi. Questo lascia perplessi anche sullo spostamento appunto del polo logistico ospedaliero Certo. con la nuova struttura. Abbiamo Claudio Sinigali della Commissione Veneta Sanità al telefono, Grazie. lo sentiamo e chiediamo a lui un pochino... Buonasera. Buonasera, grazie che ci dà sempre una mano dai reporter per te. Questa sera la tematica è lo IOV, vogliamo capirne di più sul futuro appunto di questa eccellenza del territorio, partendo logicamente dai lavoratori, ma mi verrebbe da dire anche spontaneamente dai diritti che hanno di salute, di sanità i cittadini. Io sto cercando di capire i perché, i per come. Qualcuno telefonicamente ci ha detto che ci potrebbero essere interessi politici dietro uno smembramento come questo. Chiedo a lei direttamente, con franchezza, se potrebbe essere, se è così. Ma sicuramente c'è anche questa componente, perché è incomprensibile, ecco, questa decisione. È vero che lo IOV adesso ha alcuni problemi legati a posti letto, soprattutto chirurgici, Sì. perché per esempio anche a livello di breast unit per la parte che lavora al Busonere e una parte che lavora al Giustinianeo, Sì. e quindi bisogna trovare una collocazione che soddisfi, ecco, le esigenze dello IOV. Però lo IOV e l'IRCS, perché è anche istituto di ricerca Certo. oncologico,
a livello nazionale, riconosciuto a livello nazionale, ha bisogno di un hub. Io dico che non può essere attivato uno IOV senza un hub di riferimento per tutto ciò che è necessario nel momento in cui fai determinati interventi, dalla chirurgia plastica alla chirurgia cardiologica, cioè tutta una serie di rapporti che chi lavora allo IOV ha bisogno, e quindi assolutamente deve essere all'interno di un hub. Claudio, appurato questo, l'azienda è l'hub. Poi dico un'altra cosa, sì, deve avere rapporto con l'università, perché è anche certo, è anche ricerca, e tanti finanziamenti che fanno la sopravvivenza e l'eccellenza poi dello IOV sono legati a questa attività e progetti di ricerca e di sviluppo che ha accanto all'università, quindi è incomprensibile questo allontanamento, questo trasferimento anche della chirurgia. Ci sta a Castelfranco eventualmente la parte della riabilitazione, la parte dell'assistenza post-intervento, ma non capisco appunto perché trasferire la parte chirurgica, cioè deve essere un'eccellenza che rimane a Padova. Facciamo come Aviano e creiamo a Castelfranco, perché c'è anche il farmaco oncologico, la radiofarmacologia che viene attivata a Castelfranco, sono loro che producono questo tipo di farmaci, e la mettiamo là, e quindi tutta la parte appunto della riabilitazione, dell'assistenza post-intervento lo facciamo là, facciamo un posto di eccellenza, questo può andare bene, ma il resto deve essere tenuto appunto a Padova. Claudio Sinigaglia, non si può doppiare. Le volevo chiedere, mi perdoni perché siamo quasi ormai giunti al termine, le volevo chiedere però, visto che lei è in Commissione Veneto Sanità, i tecnicismi di certo decisionali li conosce sicuramente, ci sono delle leggi, ci sono delle tutele per il cittadino e per le aziende. Com'è possibile? Perché qua a me sembra invece che funzioni così, che qualcuno abbia questo strapotere decisionale su un'azienda di tutti come lo IOV. È fattibile una cosa del genere, le chiedo? È fattibile nel momento in cui tu cambi le schede ospedaliere. Noi abbiamo approvato le schede a giugno dell'anno scorso, del 2013, e lo IOV chiaramente era collocato a Padova con tutti i vari reparti, con tutte le varie specializzazioni all'interno dello IOV. A Castelfranco è stato messo lì un segnale, chirurgia toracica oncologica, ma che tutti quanti hanno detto no, non è per trasferire lo IOV, è solo così per dare un segnale, per tranquillizzare Castelfranco. In realtà sta diventando il punto di partenza però per trasferire lo IOV, per fare la chirurgia dall'altra parte, bisogna modificare le schede ospedaliere, quindi un atto che dovrà fare la Giunta, che verrà in Commissione, la Commissione discuterà e vedremo come andrà a finire. Mi auguro che la Giunta non abbia il coraggio di fare questa modifica delle schede, perché appunto le abbiamo approvate neanche un anno fa. Poi c'è un altro ragionamento, perché Castelfranco? Perché Castelfranco praticamente è un bell'ospedale, però ha due praticamente piani vuoti, e siccome è frutto di un project financing Castelfranco Montebelluna, che quindi è stato stretto un rapporto con un concessionario per 29 anni, adesso lì bisogna tenere in vita l'ospedale. E allora questa è la scelta politica. Come facciamo a mantenere in vita l'ospedale? Dice Zaia, trasferiamo una specializzazione importante, ma non è legato alla funzionalità della sanità, perché ripeto, lo IOV deve avere un hub di riferimento, deve avere l'azienda, deve essere... Sinigaglia, la ringrazio per la schiettezza. Ad altri aspetti politici e collegati alla realizzazione di... Dicevo Claudio, grazie per la schiettezza, finalmente qualcuno che insomma dice le cose come stanno. Un saluto e grazie ancora. Arrivederci, salve. Quindi c'erano dei motivi politici e di interesse, alla fine è sempre Dio denaro, cioè il fatto là c'è una struttura che è mezza vuota, abbiamo capito che è stata fatta in project financing e quindi che facciamo? La lasciamo mezza vuota? No. No, io sono molto contenta anche dell'intervento del consigliere Sinigaglia, perché ovviamente dà una delucidazione più chiara, avendo lui insomma un ruolo importante anche dentro la quinta commissione. Questo ci dà alcuni spunti importanti di riflessione e, come dire, anche di chiarezza su quello che noi stiamo sostenendo. Modificare le schede ospedaliere è un atto molto
come dire, pesante, perché come veniva detto sono state approvate circa un anno fa e dovevano dare un assetto. Questo vorrebbe dire mettere in moto tutta una riorganizzazione che, come dicevamo prima, la spending review, come tutti vogliono portare avanti, questa revisione di spesa non può essere dei tagli lineari o ciechi come qualcuno, come qualcuno e poi afferma. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Noi come organizzazione sindacale, come CGIL, crediamo e sentiamo tutto il peso e la responsabilità di far emergere questa preoccupante gestione da parte della Regione Veneto su quello che è un bene fondamentale pubblico come la salute dei cittadini. Cioè, attenzione che devo chiudere, certo. Volevo darti la possibilità di ricordare un qualcosa che sta per uscire in questi giorni, velocissimo, perché mi stanno già tirando da sopra le orecchie. Alle 15:30 davanti alla sede della Regione Veneto, nel corso della commissione che discuterà la modifica del codice etico per la partecipazione delle associazioni esterne dentro i presidi consultoriali. Noi come CGIL parteciperemo domani a questo presidio per dire che non siamo assolutamente d'accordo che le associazioni come il Centro Aiuto alla Vita ed altre che hanno altre caratteristiche di carattere privato possano entrare dentro i consultori familiari. È la familiari. 194? È sempre la 194. Qui facciamo prima la legge, poi non ci piace, non c'è comoda, anche cambiamo. Le linee regionali sui consultori familiari, una legge fondamentale di tutela e di sostegno alle donne. Quindi stiamo sforando alla grande, perdonami. Io quindi ringrazio Alessandra Stivali per essere stata alla nostra disposizione per questo approfondimento. Ricordiamo la segreteria della CGIL Padova. Grazie ancora. Grazie a voi. Allora, io lancio come d'abitudine insomma il meteo, così scopriamo domani che tempo avremo. Sappiate che siamo ancora qui con un'altra storia molto particolare. Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Cari amici, vi avevamo annunciato tempo a tratti instabile, quindi variabile per la precisione, con correnti fresche e instabili che attraverseranno un po' tutta la nostra penisola da fasi alterne, apporteranno ancora dei rovesci di pioggia e dei temporali, quindi l'ombrello potrà servire. Ma comunque nel momento in cui il sole uscirà le temperature saranno molto miti. Vediamo al mattino ancora situazione abbastanza tranquilla, anche se cominceranno a formarsi delle nuvole che apporteranno dei rovesci di pioggia proprio tra Veneto ed Emilia Romagna. Poi però si accenderà dell'instabilità su zone alpine e prealpine che tenderà a scivolare verso sud, quindi anche verso i settori pianeggianti del Veneto, verso l'Emilia Romagna. Pian pianino poi verso sera i fenomeni tenderanno gradualmente a cessare a partire proprio dai settori più settentrionali, quindi a partire dal Triveneto. Ultimi rovesci di pioggia verso sera sull'Emilia Romagna. Vediamo le temperature minime attorno ai 13-15 gradi centigradi. Concludiamo con le temperature massime, ritroveremo valori quasi ovunque attorno ai 25-26 gradi. Per ora è tutto, buon proseguimento di settimana.